con Capitan Torcivia, decisivo oggi, una vittoria clamorosa del Mistral contro il Marsala. Marco, non era mai capitato al Marsala di uscire non senza sconfitte, ma anche senza vincere da un palazzetto quest'anno. Voi siete i primi a esserci riusciti. Sì, abbiamo approcciato bene la partita, sapevamo che era molto dura. Diciamo che abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, poi siamo entrati nel secondo tempo un po' addormentati e ci stavano mettendo sotto. Ma diciamo che fino all'ultimo ci abbiamo creduto e abbiamo portato i 3 punti a casa. È stata una partita pazza, soprattutto nel finale, con tanti espulsi. Tu anche hai figurato nel tabellino dei cattivi del duo arbitrale, però comunque tu, così come Murò, così come tutti i ragazzi oggi hanno fatto una partita dove tutto è sembrato più facile rispetto alle altre settimane. Sì, avevamo una voglia di vincere tantissima. Diciamo che l'espulsione all'ultimo anche colpa mia purtroppo, però sapevamo che era dura e abbiamo portato veramente questa vittoria a casa che speravamo di vincere fino all'ultimo. Qui anche con Roberto Dorio, altro protagonista della grande vittoria del Mistral contro il Marsala. Roberto, è stata una gara pazza, già ne parlavamo prima con Marco Torcivia, adesso cambia tutto anche dal punto di vista classifica, una stagione che potrebbe avere un altro volto nonostante siamo quasi alla fine. Sì, è stata una partita pazza per come è andata anche alla fine con tutte le espulsioni e per come si era messa la gara. Però noi tenevamo a vincere questa gara anche per dare una risposta alle gare precedenti in cui abbiamo perso anche un po' immediatamente e tenevamo a prendere questi punti con i denti come era giusto prenderli oggi ed è stato così. Ci prepariamo a un fine di stagione, non pensiamo tanto alla classifica, pensiamo a portare dopo partita, alla fine tireremo la somma e quello che sarà giocheremo come abbiamo fatto oggi, uniti tutti per un unico obiettivo.